Oggi iniziamo una nuova avventura, alla riscoperta di percorsi dell'Alto Polesine in bicicletta. Partiremo dall'azienda Valgrande per arrivare in località Canda, famosa per Villa Nani Moncenigo. Si parte, seguitemi e buon viaggio! Siamo in una grossa azienda agri-venatoria nel comune di Trecenta, in località Spalletti. Questa è una vecchia azienda agricola dove anni fa raccoglievano proprio tutti i dipendenti, gli operai della zona. Addirittura qui alle mie spalle c'è una piccola chiesetta e le vecchie scuole dove i bambini andavano a scuola. Nel nostro peregrinare nelle strade polesane siamo in località Berguerina, davanti alla chiesa della Beata Vergine di Loreto. Si riparte! Un attimo di riposo nel polmone verde del comune di Bagnolo di Po, Parco Vallalta, una zona verde dedicata proprio ai nostri cittadini. Da qui partiremo verso una futura via ciclabile che sarà la via dedicata a Luigi Maisetti, il pioniere del cicloturismo, definito l'anarchico delle due ruote. Un sorso d'acqua e poi partiamo. Bene, siamo arrivati davanti a Villa Nani Moncenigo, una villa costruita nel 1580 dall'architetto Scamozzi per i proprietari Nani Moncenigo. Ho percorso un tratto della futura pista ciclabile Fissero-Tartaro-Canalbianco che speriamo in un futuro ci possa portare fino al mare in bicicletta. Proseguiamo! Pedalando lungo il Canalbianco siamo arrivati nel comune di Castelguglielmo. Sono davanti a Villa Pelà Falzoni, adesso facciamo un giretto nella piazza di Castelguglielmo, ci fermiamo davanti alla chiesa per poi proseguire nel nostro nuovo percorso.